2 giorni a Natale, il polso degli agrigentini, prospettive e auspici, la corsa ai regali, le interviste, al videogiornale nel centro cittadino. Irene Milisenda. Mancano 2 giorni a Natale, l'occasione di ritrovarsi tra amici e parenti, fare un brindisi, scambiarsi gli auguri e dare e ricevere regali. Lungo la via Tenea, salotto di Agrigento, l'atmosfera è quella dei giorni di festa. I canti natalizi sono diffusi dagli impianti sonori e poi addobbi e vetrine tinte di bianconeve e di rosso. La corsa ai regali di Natale è quasi agli sgoccioli. Sicuramente gli acquisti quest'anno sono stati più ponderati. Non si rinuncia a fare un dono ai propri cari e ovviamente il primo pensiero è per i bambini in famiglia. C'è anche qualcuno che se l'è presa comoda e inizia la ricerca dei regali solo oggi. E se da un lato si riducono le spese per viaggi a causa dei recenti episodi di terrorismo internazionali che hanno precluso mete invernali storiche, dall'altro lato si conferma una spinta verso spese utili, scegliendo prodotti che non vanno sprecati, tra capi d'abbigliamento, libri, profumi, prodotti artigianali acquistati tra i mercatini di Natale, ma soprattutto scegliendo prodotti che siano made in Italy a sostegno della ripresa economica. Corsa e regali, avete già fatto tutti gli acquisti? Sì, già tutto. Le ultime 2 cose oggi e basta, abbiamo completato tutto. Cosa avete comprato di bello? Magliette, borse, e i figli, altre cose. Pochi acquisti, soprattutto un pensierino. Cosa ha regalato? Ma un po' di tutto, elettrodomestici, profumi, sciarpe, le classiche cose natalizie. Stiamo provvedendo adesso, siamo un po' in ritardo, ma speriamo di farcela. Cosa avete comprato di bello? Prodotti per la persona, insomma, cercando di renderli più personali possibili. Sono agli inizi. Cosa hai comprato di bello? No, niente di particolare. Qualche profumo, un rossetto, piccole cose, un po' per tutti comunque. Stiamo iniziando proprio adesso. Ma un po' di tutto, bracciali, cose varie. Pensierini. Tanti auguri e buon Natale. Grazie anche a lei.